Carissime democratiche e democratici della provincia di Agrigento, ho deciso questa mattina di rivolgermi a voi per riflettere insieme su quanto accaduto in queste ultime ore. Avrete certamente notato come la nostra comunità democratica, la sua classe dirigente migliore, sono state esposte in queste ore ad un attacco mediatico verbale che ha colpito il segretario cittadino del Partito Democratico di Agrigento Nino Cuffaro, l'intero circolo agrigentino e anche il segretario della federazione. Attacco evidentemente mirato a screditare il prestigio e l'autorevolezza della nostra classe dirigente, intimidendola con la speranza di ridurla al silenzio. La causa scatenante sembra essere stata l'iniziativa politica che il nostro partito ha assunto in questi giorni per rivendicare il lavoro svolto dai nostri rappresentanti parlamentari nazionali, in particolare dalla nostra deputata Giovanna Iacono, nell'aver denunciato come nel disegno di legge originario del governo di destra-centro per la valorizzazione del patrimonio teatrale italiano fosse completamente assente, dimenticato il patrimonio agrigentino. Questa iniziativa ha prodotto degli emendamenti del nostro stesso partito che hanno proposto l'introduzione fra gli altri anche dei teatri della provincia di Agrigento, e successivamente questo emendamento è stato fatto proprio dalle commissioni parlamentari e inserito in un maxi emendamento che ha consentito l'approvazione di una legge che tenesse conto anche del nostro patrimonio teatrale. Questi atti sono facilmente riscontrabili nell'attività parlamentare di questi ultimi giorni, e quindi non sarà difficile andarli a verificare. Evidentemente questa iniziativa politica ha suscitato una reazione furibonda che ha determinato toni aggressivi in dichiarazioni e in articoli che noi abbiamo in queste ore denunciato e rimandato al mittente. La ragione evidentemente è un'altra: dà fastidio un partito democratico finalmente vivo e vitale, radicato sui territori, che sa alternare alla denuncia delle tante inefficienze e delle tante iniquità delle forze di centrodestra che continuano a ignorare questo nostro territorio, le sue enormi potenzialità di crescita e di sviluppo, e che restano del tutto indifferenti ai bisogni e alle necessità dei nostri comuni, alla capacità di proposta politica nell'interesse della costruzione di una alternativa forte allo sfascio prodotto dalle destre. Questa nostra presenza, questa nostra vitalità evidentemente dà fastidio, e quindi l'unico modo per attaccarci è quello di provare ad intimidirci e a ridurci al silenzio. Noi zitti non resteremo, continueremo ancora più forti a svolgere la nostra funzione di alternativa e di opposizione all'attuale sistema di governo che tiene in piedi Schifani a Palermo e Meloni a Roma. Continueremo ad alzare la voce fin quando gli agrigentini non capiranno che i loro bisogni passano dalla costruzione di un'alternativa forte. Noi lavoreremo per essere quell'alternativa e nessuno potrà ridurci al silenzio.